Allora, rieccoci qua, questione sicurezza, questione degrado, questione Mestre e Marghera e tanti, siccome Venezia, l'area veneziana in generale sono anche oggetto di osservazione da parte di persone che vengono da fuori, dicono ma è mai possibile che anche l'area rivierasca non sia valorizzata? Abbiamo città in Europa come Berlino che si sono valorizzate, altre si sono ricreate. Quella zona di Marghera, per esempio, potrebbe essere veramente un bocconcino prelibato per dar vita a tante attività, anche per i giovani peraltro, l'archeologia Marghera, sì, industriale, è no? una Cioè, zona sarebbe che una, potrebbe diventare un un gioiello, giardino, da quello che è esatto. questa specie, diciamo, di inferno dal punto di vista di queste attività che non ci sono più, un po' questo deserto, no, che fa Infatti, e tristezza. Mestre stessa ha fatto con grande disagio obiettivamente dei residenti, però qualche passo in avanti l'ha fatto, si è arricchita, è diventata più vivibile, c'è un centro che ha Sì. un suo senso, però soffre come tante altre città, perché il Veneto è così, di un problema di sicurezza e quindi abbiamo tante questioni che non sono di facile soluzione. Beh, io Perché... quando parlavo di posti di lavoro, evidentemente parlavo anche di un tema che comunque è connesso con la sicurezza, perché noi abbiamo troppa gente, anche molti che arrivano da fuori dell'Europa, che sono senza lavoro e che quindi poi alla fine si rischia che delinquano, perché rimangono senza nulla, i controlli sono troppo ridotti. Quindi? Dico, come avevo detto poco fa, conosco la situazione, ahimè, sulla pelle, perché anche se sono sempre vissuto a Venezia, ovviamente ho tanti amici a Mestre, frequento Mestre, ma ho mia moglie che è di Mestre e il mio suocero, 84 anni, 3 mesi passati, 2 visite dei ladri. Allora, e questo per fortuna che non ha toccato l'integrità fisica della persona, ma solo le cose, perché quando ci sono anche i problemi che poi si attaccano le persone, quindi l'integrità fisica. Allora, prima, ecco, su questo tema qua, una delle liste che ci appoggiano è un partito, è la Lega Nord, e devo dire che il programma sulla sicurezza e sul sociale della Lega Nord mi piace ed è un programma che fa sicuramente frutto anche dell'esperienza che in altre città la Lega Nord, amministrando altre città, mi viene in mente Treviso, ma altre città dove appunto c'è un controllo più forte della delinquenza, che possono essere portate a beneficio anche di Venezia. Beh, io dico che prima di tutto ci occorrono alcune cose molto semplici, che è la collaborazione dei cittadini, e quindi l'ascolto dei cittadini che vedono, controllano, sanno tanto di quello che gli avviene, ma ascoltarli sul serio, non quando qualcuno viene minacciato da qualche banda o da qualche persona che dopo tutto rimanga lì. Bisogna fare proprio la cernita, l'elenco di tutte le lamentele, fare la verifica puntuale di tutto ciò che viene segnalato. La segnalazione del cittadino è fondamentale. Forze dell'ordine presenti? Beh, forze dell'ordine bisogna aumentare, a parer nostro, bisognerebbe aumentare praticamente i pattugliamenti. In che senso? Sappiamo che è un problema anche di carattere nazionale, ma la collaborazione con le forze dell'ordine è imprescindibile e dobbiamo spingere affinché anche a livello nazionale non succeda che i nostri poveri tutori dell'ordine alla fine arrestano una persona e dopo 24 ore la devono liberare. Così non può funzionare, perché è demotivante per tutti, ma è soprattutto totale mancanza di sicurezza, perché poi questa gente sa, hanno già l'avvocato pronto, entrano, escono e quindi continuano a delinquere. Questo non può andare avanti. Ecco, un'altra cosa importante che sta a cuore, stanno arrivando anche dei messaggi che incentivano chi anche non la conosce, dice che piace come persona, molto concreta e di cultura. Ecco, Venezia è una città di cultura, Venezia è una città importante, è una città che in Italia deve spiccare. Secondo lei potrebbe, con la sua rappresentanza istituzionale, avere un maggior peso anche politico, istituzionale nei confronti del governo per ottenere una posizione di riguardo? Perché Allora, questo importa, perché Venezia è scesa, no? Un pochettino agli... io farei grossi tentativi col governo nazionale, però non accetterei di continuare a sentirmi dire di no. Io adesso non so se i sindaci che mi hanno preceduto hanno fatto delle serie attività di lobby, chiamiamola, di convincimento delle istanze nazionali per quel dovuto rispetto che il sistema nazionale deve avere per Venezia e che non deve tradursi solo in grandi opere, ma nelle piccole opere come la sicurezza di cui hanno bisogno i cittadini, perché sennò alla fine il cittadino non capisce, il cittadino che vive la vita di tutti i giorni, e fra questi mi pare di esserci anch'io, non capisco poi alla fine il vantaggio di opere enormi se dopo non ho il vantaggio anch'io nel mio piccolo, nei miei piccoli problemi. Quindi, se però a livello nazionale
non si riesce a venirne fuori, perché ti continuano a dire che non si può fare la sussidiarietà, che vuol dire l'autonomia, che vuol dire lo statuto speciale. Lo devo mettere sul piatto questo, devo essere, diciamo, realista. Certo. Allora io, visto che ho lavorato 10 anni, ma sto lavorando da 30 anni con tutte le istituzioni internazionali europee e non solo europee, e quindi per me andare a parlare a una tavola rotonda, ad una trasmissione televisiva, qui o in Germania o in Francia o in Belgio a Bruxelles, Venezia, lo faccio tranquillamente nella lingua locale, perché conta anche riuscire a parlare nella lingua locale. Io vado a promuovere la città e vado a chiedere aiuto alle istanze internazionali per salvare un bene che non è solo nostro, che non è solo italiano, ma che è del mondo intero. Perché noi abbiamo una città che è amata, nonostante quello che abbiamo detto poco fa, il Mose, questi disastri, la corruzione, tutte queste cose, e anche a volte questo problema con i turisti, eppure restiamo. Io quando vado in giro e dico io sono di Venezia, devo dire che ancora lo straniero, il foresto, come ci avevano gli altri, no? Il foresto è qualcuno che viene guardato, insomma, ci guarda insomma con grande anche invidia. Tutti vorrebbero venire a abitare da noi, no? Infatti. Ecco, questo quindi risponde anche agli altri interrogativi, quindi farsi forte di un'esperienza conseguita nel tempo per battere i pugni su altri nei tavoli internazionali, come città metropolitana, come c'è Venezia. Che ognuno ha il suo mestiere, io non sono in grado di di costruire una barca, però ecco, conosco la pubblica amministrazione, e la pubblica amministrazione oggi è mondiale ormai, è tutta interrelata, noi non possiamo fare senza l'Unione Europea, come senza i ministeri, come senza l'amministrazione locale, come senza l'ONU, cioè è un sistema integrato dove tu devi saperti muovere, perché non possiamo rischiare che Venezia continui ad essere marginale. Noi abbiamo avuto un periodo, quando abbiamo anche avuto un importante ministro degli esteri di Venezia, che Venezia era effettivamente al centro anche degli incontri diplomatici. E così deve tornare. Deve tornare, come era cioè, anche l'Expo, per esempio adesso noi facciamo l'Expo Venice, no? Ma velocissimo, che siamo in chiusura. Expo Venice, stiamo facendo una cosa molto importante, la portiamo avanti. Tempo fa noi potevamo essere Expo, non di rimando, ma noi essere Expo. Cioè bisogna fare anche dei progetti importanti che portano, ripeto, attività produttive che si insediano nella nostra città. Devono portare ricchezza. Noi abbiamo bisogno di aiutare la gente a risolvere il problema del lavoro, della sicurezza e del sociale per le fasce più deboli della popolazione. Grazie, la ringrazio veramente di essere stato qui con noi, di averci illustrato il suo programma, che comunque è molto concreto, e aver dato anche uno spaccato diverso, quindi anche a coloro che magari non avevano modo di conoscerla cimentandosi in questa veste. E quindi in bocca al lupo, buon lavoro, ci rivediamo anche con il nostro ospite che si cimenterà in tematiche diverse che comunque sono di sua competenza questa sera, sempre come candidato però in un incontro che vedrà diverse figure presenti alle 21. Io vi aspetto come sempre, buon proseguimento, grazie.